Siamo tornati in diretta per il terzo impegno di questa prima giornata del torneo delle regioni, 61esima edizione. Ricordiamo adesso la gara tra da Bolzano e Veneto, tra le selezioni provinciali di Bolzano e quella regionale del Veneto, femminile under 23. Le formazioni stavolta sono state consegnate con un po' di anticipo, quindi ve le possiamo leggere. Per il Bolzano titolare tra i pali Clara Holzer e poi Natalie Anranter, Nora Bauer, Fischer, Improta, Clocker, Noker, Santifeller, Siller, Steger e Zipperl. Per quanto riguarda la selezione regionale veneta, invece, titolare Dallago, Fant, Grossi, Guizzo, Fontana Marica in porta, Michela Marchesin, Anna Martinuzzi, Elena Polli, Giorgia Sensi, Eliana Tolladoro ed Emma Trevisan. La gara sarà composta da due tempi da 40 minuti, più ovviamente il recupero, l'eventuale recupero che verrà concesso dal direttore di gara della sfida. Si tratta del terzo impegno di oggi, come ho detto poco fa. Ricordiamo il primo alle 9:30, la sfida sempre tra Bolzano e Veneto ovviamente, categoria under 15, conclusosi sul punteggio di 1-1. Un'oretta e mezza fa invece è finita la seconda sfida della giornata, categoria under 17, finita 3-2 in favore del Veneto. Decisiva la doppietta di Samuel Mustafa in favore del Veneto e il gol di Giovanni Visentin. Applausi intanto dagli spalti del Dino Liotta per le 22 ragazze pronte a scendere in campo. Per il terzo impegno di oggi, alle 17 invece ci sarà l'ultima gara di questa prima giornata, girone B. Scenderanno in campo le due formazioni under 19. L'inizio della gara era previsto per le 14:30, sono le 14:45 e stanno scendendo sul terreno di gioco, si stanno pian pianino disponendo, anche se adesso penso che ascolteremo l'inno di Mameli. Come è accaduto in occasione delle prime due gare. Cada uno vincola da solo la prima squadra della giornata. Questo se il diventa male. Argentina. Ricordiamo che i due impegni prima di questo che abbiamo nominato prima, riguardanti ovviamente le formazioni under 15 e under 17, le potete trovare sui nostri canali YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, Bolzano Veneto under 25 under 15, scusate, Bolzano Veneto under 17, conclusosi, ripeto, sul punteggio di 1-1 il primo e 3-2 il secondo in favore del Veneto. Le due squadre si danno il 5 prima dell'inizio della sfida. Le giocatrici di grande qualità nelle due formazioni. Per quanto riguarda la formazione altoatesina, riflettori puntati su Rania Fischer, autrice quest'anno in Serie C con il Sud Tirol di 9 gol. Jana Zipperl, tra l'altro titolare in attacco al fianco della numero 5, autrice quest'anno di 17 reti nel campionato under 19, dunque una giovane promessa del calcio altoatesino e del calcio femminile in generale del nostro paese. Per quanto riguarda il Veneto la qualità è maggiore, sono più le giocatrici, scusate, sono di più quelle che giocano in Serie C. Riflettori puntati particolarmente su Matilde De Muri, autrice quest'anno con il Real Vicenza Humen in Serie C di 13 gol, 19 tutta la stagione, considerando anche le coppe. E poi tante altre giocatrici di tanta qualità. Sarà una sfida sicuramente divertente e potrete seguirla con noi.
Il lancio lungo della Holzer. Linda Fanta allontana. Attenzione qui ancora la progressione in avanti. Buttata giù Sofia Dal Lago. Sono mutato, mi stanno dicendo. Dicono che non si sente. Prendi un passo, non stare sulla testa di Sofi. Linda Fant qui allontana. Tollardo. Attenzione qui la palla per Matilde De Muri, che cerca di incrociare sul palo lontano, ma la conclusione esce, seppur di poco. Matilde De Muri si rende nuovamente pericolosa, l'abbiamo detto pochi istanti prima dell'inizio della gara, che è di fatto la giocatrice che vanta più qualità all'interno della formazione veneta. 13 gol quest'anno in Serie C con il Real Vicenza. Il rinvio intanto di Clara Holzer. Sofia Dal Lago tenta di arrivare sul pallone, ci arriva Linda Fant, ma c'è stato un fallo. Prendi, guarda il 2, chiamati fuori, perfetto, c'è 2 che arriva. Manica, non troppo bassa, Manica! Fermala! Calcio di punizione per la formazione altoatesina. Quando siamo al quarto minuto di gara, già 2 occasioni per la formazione in divisa bianca, entrambe partite dai piedi di Matilde De Muri. La palla dentro, allontanata da Linda Fant, poi prova a disturbare Eliana Tollardo, riesce. Cercata qui Giorgia Sensi, la velocità, poi sbagliato il passaggio da parte della numero 20. Attenzione perché è ripartita intanto Rania Fischer, che la mette la palla in mezzo, incredibile la parata, e poi la Fischer ancora, la parata incredibile di Marica Fontana, che salva in 2 tempi la sua squadra. Ma la seconda parata è veramente clamorosa. Certo, Rania Fischer probabilmente avrebbe potuto fare di più, avrebbe dovuto fare di più, ma quell'intervento è veramente prodigioso da parte del numero 1 in maglia bianca. Guarda il 4, guarda dietro, guarda il 4, Niki, con le mani, Marica! La palla in mezzo, Giorgia Sensi allontana. Attenzione qui, Santi Feller cerca di rimetterla in mezzo, poi viene riproposto in avanti il pallone. Attenzione ancora a Rania Fischer, ce l'ha sul sinistro, si sposta sul destro. Questo tentativo di conclusione respinto dalla difesa, poi palla recuperata a centrocampo. Ann Runter, anche lei giocatrice di tanta qualità, viene atterrata in area di rigore da Elena Poli, e dunque opportunità dal dischetto per la formazione altoatesina. Calcio di rigore conquistato da Natalia Ann Runter, anche lei giocatrice di tanta qualità. 11 gol quest'anno con il Brixen. Vediamo chi andrà dal dischetto, chi si presenterà dal dischetto al cospetto di Marica Fontana. Jana Zipperle pronta a battere. Vi ho detto prima, 17 gol in under 19 quest'anno. Anche lei giocatrice da un più del gol incredibile. Si presenta davanti Marica Fontana. Calcio al rigore perfetto. Diana Zipperle.
esecuzione impeccabile, non ci può arrivare Marica Fontana, che ha in ogni caso indovinato il lato, e dunque formazione altoatesina avanti nel punteggio quando siamo al 7° minuto di gioco. Zipperle. Cosa? Bolzano. Tutto da rifare dunque per la formazione veneta, che adesso si ritrova sotto nel punteggio e a 33 minuti di primo tempo più ovviamente l'intera ripresa per pareggiare i conti, tentare di portare i 3 punti a casa. La qualità non manca nella formazione veneta, l'abbiamo vista in questo inizio di partita. Adesso si prende un buon calcio di punizione, la formazione in maglia bianca. Michela Marchesini a battere. La palla in mezzo, prova l'incornata, numero 20 e poi Matilde De Muri, ancora lei a rendersi pericolosa, non a caso. A essere sempre lì davanti alla porta avversaria, pronta a trafiggere Clara Holzer. La sua conclusione però esce ancora una volta. Lungo il rinvio di Clara Holzer, avanti, tenta di sfruttare il rimpallo Emma Trevisan. Elena Poli direttamente dall'Intafant che cerca di riproporre in avanti, ancora la Trevisan, anticipata però il suo passaggio, poi l'Intafant lotta con Rania Fischer. Sicuramente non le aspetta una gara semplice per il difensore classe 2007, militante nel Permac Vittorio Veneto, difensore promettente anche lei. Oggi avrà un cliente per niente semplice da fronteggiare, certa Rania Fischer, abbiamo già citato più volte in questa gara. Emma Trevisana ad allontanare, Eliana Tollardo cerca di riproporre indietro, avanti però non c'è nessuno. Ma guarda, devono stare attenti i due difensori del Bolzano. Emma Trevisan lascia la rimessa a Elena Poli. Trevisan, ottimo lo stop, ottima la difesa nel tentativo di recuperare da parte dell'avversaria. Poi la palla finisce dalle parti di Clara Holzer. Bene, Linda Fant qui in copertura. Rimessa laterale però è per la formazione altoatesina, in cerca del gol del raddoppio. Soprattutto il loro compito è quello di difendersi dalle manovre offensive delle atlete venete, che dovranno in qualche modo pareggiare i conti se vogliono portare i 3 punti a casa. La difesa a respingere, poi Trevisan poteva sicuramente fare meglio qui. Bauer, Holzer, riparte dal basso la formazione altoatesina, il lancio lungo, sbagliato il controllo qui dalla Zipperle, ricordiamo suo il gol del vantaggio sul calcio di rigore. Attenzione qui Matilde De Muri, Poli, Tollardo, lotta con l'avversaria, riconquista il pallone, Trevisan, ancora Tollardo, ce l'ha sul sinistro, palo, e poi la palla in angolo.
Calcio d'angolo dunque per la formazione veneta. A battere col sinistro la Fant, poi dentro il pallone. Ancora rimessa laterale. E ancora densità nella tre quarti avversaria. Elena Poli va in mezzo da Matilde De Muri, il controllo, la palla dietro da Martinuzzi, ci prova col sinistro, ci può provare col sinistro Bauer, in ogni caso gli sradica il pallone dai piedi e lo spedisce in angolo. Sofia Dallago con suo sinistro a battere in mezzo. La palla dentro! Ci è arrivata Matilde De Muri, ancora lì il pallone, Tollardo. C'è stato forse un tocco di mano, in ogni caso poi dopo il flipper la palla è stata spazzata via. Martinuzzi prova a controllarla, il destro. Palla controllata da Sofia Dallago, poi c'è Matilde De Muri che salta un avversario, salta il secondo avversario Matilde De Muri, la palla dentro, Eliana Tollardo cerca il secondo palo, anche stavolta la palla esce. Il rinvio lungo di Clara Holzer, il tocco col braccio probabilmente dell'atleta del Bolzano, in ogni caso Emma Trevisan fa sua la sfera, Eliana Tollardo, la palla rimane lì, poi bene Sofia Dallago, Martinuzzi, rientra sul sinistro, cerca il pallone per Matilde De Muri che viene sporcato in calcio d'angolo da Greta Noker. Ma ancora una volta Sofia Dallago a battere il calcio d'angolo, la palla in mezzo, allontanata, poi Guizzo cerca un compagno a cui passarla, Tollardo, ancora Guizzo, la palla in mezzo, non proprio impeccabile il tocco, tant'è vero che la palla finisce sul fondo. 1-0 il risultato in favore il Bolzano, il gol di Jana Zipperle. Tante occasioni in cui per il Veneto, che meriterebbe di trovare il vantaggio, però il poco cinismo e la poca precisione stanno pesando e non poco. Emma Trevisan, Marchesin, dentro direttamente da De Muri, la palla viene rimpallata, Eliana Tollardo non calcola bene lo spazio, poi servita ancora lei, impreciso il passaggio per Matilde De Muri, non si sono capite le due compagne, poi Matilde De Muri va a disturbare le retrovie avversarie nel tentativo di rinviare questo pallone. La rimessa è per la formazione in divisa bianca che ci crede e come, ci crede e come. Prende ancora metri la formazione veneta. Trevisan avanti da Dallago, ce l'ha sul sinistro, salta secco l'avversario, riesce a tenere il pallone in campo, cerca di sradicarlo dai piedi dell'avversaria che poi spazza via, la palla finisce dalle parti di Eliana Tollardo che tenta di recuperare questo pallone, anzi Matilde De Muri ci riesce, prova a saltare l'avversario ma viene fermato prima che ne ha la possibilità, le venga concessa la possibilità. Trevisan, Fant, bella giocata qui, poi il pallone in avanti però è sbagliato,
Elena Poli. Clara Holzer. Imbrota. Cerca il tentativo in avanti, ma la palla finisce rimessa laterale per le Venete ancora. Martinuzzi. Sì. Sì. C'eri tu stavolta? Per... le... Ah, certo. Come Prego. Prego, prego. Sono invertiti i ruoli stavolta. Stavolta, ora adesso. Ti sembra quando parliamo noi? Eh? Ti sembra quando parliamo noi? In realtà sì. Va bene. Ciao. A dopo. Marica Fontana spazza via, allontana il pericolo. Gara spezzettata, si sta fischiando di più rispetto alle gare di prima, rispetto alla gara dell'Under 15 e dell'Under 17. Molti più fischi arbitrali. Il lancio lungo intanto a cercare sempre Matilde De Muri. Elena Poli. Chiamano palla nell'area avversaria, addirittura con l'esterno piede, cerca di servire la compagna, ma Bauer capisce tutto e tenta di cercare la velocità di Rania Fischer, che arriva puntuale all'appuntamento col pallone. Buona guardia di Linda Fant, che concede rimessa laterale e sventa il pericolo, permettendo alle proprie compagne di rientrare in difesa. Sta per farsi cogliere impreparata qui la formazione veneta. Sofia Dal Lago a disturbare, attenzione qui Rania Fischer ha tentato di girarsi e provare a calciare in porta, ma adesso c'è il contropiede del Veneto. Matilde De Muri a tu per tu con Clara Holzer che arriva prima, la palla viene mandata via, Eliana Tollardo se la sposta sul destro, perde l'attimo, tra l'altro in più occasioni. Poi Martinuzzi tenta di riproporre in avanti, ma la difesa respinge via il suo passaggio. Poi scontro qui tra Linda Fant e Jana Zipperle, la palla viene nuovamente allontanata. Ha sprecato una ghiotta occasione il Veneto, forse la più ghiotta nonostante non siano arrivate in porta. Matilde De Muri di fatto è arrivata una frazione di secondo dopo rispetto a Clara Holzer. Poi Eliana Tollardo non ha trovato il coraggio di calciare da distanza siderale e di provare a centrare la porta lasciata completamente sguarnita dall'estremo difensore altoatesino, ma adesso ha un'altra chance la formazione veneta, sempre con Matilde De Muri che sguscia via sulla fascia sinistra, se la sposta sul destro. Matilde De Muri tenta il passaggio, la palla rimane lì. Alice Guizzo ha cercato la conclusione col sinistro, comodamente bloccata da Clara Holzer. Siamo al 21esimo di gioco. Rinvio di Clara Holzer. Michela Marchesin si rifugia e rimessa laterale. Sofia Dal Lago rischia con questo retropassaggio servendo Rania Fischer. Linda Kant costretta nuovamente a rifugiarsi in fallo laterale per sventare i pericoli che può creare Rania Fischer, e vi assicuriamo che sono veramente insidiosi quei palloni regalati all'Alta Tesina in maglia numero 5. E adesso viene servita, ma tocca col braccio, anzi il tocco è stato di Jania Zipperle, la stessa che sta decidendo la partita, arrivata al 22esimo di gioco, al 6° minuto il suo gol ancora decisivo potrebbe portare al Bolzano
3 punti di fondamentale importanza, ma la partita ovviamente è ancora lunga, manca metà primo tempo, manca tutto il secondo tempo, ci aspettano 60 minuti di emozione pura, di adrenalina. Rischia qualcosina qui la difesa veneta, ma reimpronta direttamente da Unrunter, quello che si è guadagnata, ricordiamo, il calcio di rigore realizzato poi da Zipperle. Si prende un ottimo fallo con tanta esperienza Linda Pant. Il rinvio, Linda Bauer di testa in 2 tempi, riesce ad addomesticare questo pallone, regalato poi a Giorgia Sensi, che però esagera troppo col pallone. Attenzione perché c'è Rania Fischer in mezzo, ecco la servita, Jania Zipperle aveva l'opportunità di servire Rania Fischer o di servire Jana Zipperle, e considerando che il passaggio è stato impeccabile è stata scelta la soluzione migliore probabilmente. Numero 20 però non è riuscita a trovare la doppietta personale e il gol del 2-0. Martinuzzi sguscia via qui in maniera impeccabile. Attenzione dentro Matilde De Muri, non si intendono ancora una volta le due. Dal Lago fa sportellate con le avversarie. Marchesin, la palla in mezzo, c'era tutta sola Eliana Tollardo, non è arrivata per questione di centimetri. Il rinvio di Clara Holzer, bene Emma Trevisan, Sofia Dal Lago, Marta Guizzo lotta con l'avversaria, poi riesce a far su il pallone. Dal Lago, il tentativo di lanciare in velocità Matilde De Muri, la controlla prima che la palla possa uscire, tenta di saltare entrambe le avversarie ma viene fermata e prende anche un colpo, probabilmente alla caviglia per la scivolata dell'avversario. Intervento ruvido ma regolare. Sofia Dal Lago, si è rialzata intanto il numero 8 Veneto, la palla avanti, rimane lì, ha rischiato grosso qui Elena Poli. Martinuzzi, la palla per De Muri anticipata, Trevisan va in avanti, viene soffiato il pallone, poi flipper ancora Guizzo, sta per premere la sovrapposizione di Marchesin, poi Dal Lago calcia col sinistro, pessima l'esecuzione. Noi siamo al 25esimo minuto di gioco, un quarto d'ora alla fine della prima frazione di gara, 1-0 il punteggio in favore di Bolzano, che ribalta i favori pronostici della vigilia, anche se l'abbiamo detto tante volte, la gara è ancora lunga. Guizzo tenta di sgattaiolare via, poi ma Trevisan riesce nell'intento. Attenzione qui, la palla può rivelarsi pericolosa per le retrovie altoatesine. Ha perso l'attimo però Anna Martinuzzi, che poi si prende la rimessa laterale. Per come si erano messe le cose comunque un buon risultato. Peccato però perché il primo controllo è stato sbagliato, ma altrimenti avrebbe potuto creare diversi pericoli nell'area di rigore avversaria. Rania Fischer prende nettamente il fallo di Emma Trevisan, anzi di Linda Kant, che viene ammonita. Rimane a terra la giocatrice altoatesina e ne approfitta per un mini cooling break la formazione veneta, e adesso anche quella altoatesina. Sono 19 gradi oggi a Licata, c'è un sole magnifico, c'è un clima estivo qui.
Siamo all'inizio del 28esimo minuto di questo primo tempo. Julia Stiller va a battere questa punizione. La palla finisce nell'area di rigore avversaria. Occhio perché Linda Fant rischia grosso qui. Ann Runter cerca un cross che in realtà era diventato praticamente un tiro. Lo blocca Marica Fontana che poi va a cercare Matilde De Muri. La palla è lunga, la va a rincorrere Eliana Tollardo che sbilancia con esperienza l'avversaria e si prende un'ottima rimessa laterale. Mister Carlo Marinaro ricorda a Michela Marchesin di mantenere la posizione in difesa ed evitare di sbilanciarsi troppo nonostante la situazione di svantaggio. La palla in mezzo intanto per Eliana Tollardo. Nonostante la situazione di svantaggio, dicevo che alla fine mancano ancora 50 minuti pieni più il recupero, anzi 52 minuti pieni più i recuperi che verranno concessi. Clara Holzer spazza via. Arriva bene proprio Michela Marchesin che concede fallo laterale, l'ennesimo fallo laterale. Eliana Tollardo controlla Guizzo, Martinuzzi, scambiano i due esterni, controllo perfetto del numero 14 che poi va a servire Guizzo che viene trattenuta nettamente da Santifeller. Dunque calcio di punizione da ottima posizione. La palla dentro di Michela Marchesin, Clara Holzer la fa sua, poi scivola ed è stata fortunata perché Eliana Tollardo era girata e non se n'è accorta, altrimenti avrebbe sicuramente provato a impattare il pallone e inzaccarlo in rete. È stata fortunata qui Clara Holzer, si è salvata. Il rinvio lungo dell'estremo difensore altoatesino. Eliana Tollardo smista verso Anna Martinuzzi, la palla è lunga. Adesso al 30° minuto di gioco, anzi alla fine è il 30° minuto di gioco. Punteggio di 1-0 in favore del Bolzano. Gol dal dischetto di Jania Zipperle. Sofia Dallago a cercare la sovrapposizione di Guizzo che riesce a tenere il pallone in campo ma viene contenuto in maniera agevole dalla difesa altoatesina che poi rinvia senza fronzoli e regala nuovamente un possesso alle atlete in maglia bianca. Scivola Emma Trevisan, riesce però a controllare questo pallone. Poli, Tollardo, Martinuzzi, c'è la sovrapposizione di Poli premiata ma anticipata da Natalia Runter. Bene Emma Trevisan, benissimo Emma Trevisan che poi prende un colpo e si prende un ottimo calcio di punizione. Veneto ce la sta mettendo tutta per pareggiare i conti. E le azioni tra l'altro non sono neanche mancate, anche abbastanza nitide alcune. Napoli dentro, la palla va sul fondo, protestano le atlete venete guidate da
Carlo Marinaro. Volevano sicuramente un calcio d'angolo. Il direttore di gara però non era dello stesso avviso e ha concesso il rinvio dal fondo. Carla Holzer. La palla lunga, bene Michela Marchesini. Guizzo. Tollardo cerca di andare avanti, è anticipato però il suo passaggio. Attenzione, Rania Fischer al solito contro Linda Fant, ammonita prima, ricordiamo. È stato l'unico provvedimento disciplinare di questo primo tempo. Trevisan direttamente da Matilde De Muri che ci prova col sinistro, traiettoria velenosa, quella che ha preso il pallone ma che comunque è finito sul fondo. Rischia grosso qui la difesa veneta, poi libera Marica Fontana dopo un passaggio poco preciso da parte di Giorgia Sensi. Sofia Dallago. Guizzo riesce a portarsela sul destro, ha tante opzioni, va a destra ad Anna Martinuzzi, perfetto il passaggio, la palla in mezzo, respinta dalla difesa altoatesina, ma grandi azioni qui. Bel passaggio di Marta Guizzo, bello il pallone in mezzo di Martinuzzi, ma attenzione perché non è finita. Sofia Dallago ce l'ha sul sinistro qui Marta Guizzo. Clara Holzer, il lancio lungo, può intervenire in maniera tranquilla stavolta l'estremo difensore veneto, che poi non attende, la spazza via. Attenzione alla velocità di Matilde De Muri che va a disturbare Bauer, costretta a rifugiarsi in fallo laterale. Non ha ancora trovato il modo di scardinare la difesa avversaria, la formazione veneta, e pareggiare i conti. Ormai più o meno mezz'ora che il punteggio è fissato sull'1-0. Decisiva la rete di Jana Zipperle, attaccante della Südtirol, quest'anno in Under 19 autrice di 17 reti. Questa è la 18ª della sua stagione. Marchesin a battere la rimessa. Trevisan. Guizzo si può girare, ce l'ha sul sinistro, prova a mettere la palla in mezzo, si prende un buon calcio d'angolo. Dallago in mezzo, la palla allontanata, poi Giorgia Sensi. Conclusione, non era neanche male, ci ha provato nuovamente la formazione veneta che si prende gli applausi meritati della propria panchina, ma non ha ancora trovato il gol del pareggio. Sono passati ormai 30 minuti dal primo gol della gara, messo dentro da Jana Zipperle dal dischetto. Ha incrociato col destro e ha segnato davvero un gran gol. Clara Holzer in avanti. Emma Trevisan. Giorgia Sensi. Attenzione qui il pallone per Eliana Tollardo, ancora Giorgia Sensi. La palla per Guizzo che cerca di mettere il pallone dentro ma viene rimpallata. Apparecchia per Marchesin, poi ancora Guizzo dentro. C'era Martinuzzi, poi Matilde De Muri cerca di sistemarsela, ce l'ha sul sinistro Matilde De Muri. Tenta di prendersi il corner ma
Va a riconquistare questo pallone, salta l'avversario, ce l'ha nuovamente sul piede sinistro. Guizzo, accanto alla bandierina. Matilde De Muri, ce l'ha sul destro, ancora sul sinistro Matilde De Muri. E questo è davvero un gran gol del numero 8 Veneto. Mamma mia che rete, ce l'aveva sul destro, se la porta sul sinistro mandando al bar il difensore e incrocia, mandando il pallone all'angolino. Non ha potuto nulla qui l'estremo difensore avversario, il tiro era praticamente perfetto. Tutto da rifare dunque, la formazione veneta ha meditatamente trovato il gol del pareggio che aspettava praticamente da 32 minuti da quel gol dell'1-0 messo dentro da Jana Zipperle. Adesso è arrivato il pareggio quando mancano 2 minuti alla fine della prima frazione, sicuramente ci sarà recupero. E adesso si alza l'intensità, cresce la fiducia per le atlete con la divisa bianca. Dal Lago, Trevisan, Dal Lago, c'è destra Anna Martinuzzi, aspetta l'avversario, rientra sul sinistro. Elena Poli, Sofia Dal Lago, la palla è tutto uno schema. Emma Trevisan col sinistro, non calcia bene. Clara Holzer fa su il pallone, poteva fare qualcosina in più qui la formazione veneta. Emma Trevisan che ha lasciato partire questo sinistro non proprio irresistibile, anzi. Runter in avanti, non c'è nessuno. Attenzione però, rischia qualcosina qui, ma se la cava con grande stile Giorgia Sensi. E poi calcio di punizione ancora per la formazione veneta, che riesce a riconquistare metri. L'obiettivo forse è quello di portarsi addirittura in vantaggio entro la fine del primo tempo, anche se manca davvero pochissimo da capire certo quale sarà l'entità del recupero. Io penso che 2 o 3 minuti li concederà il direttore di gara, visto lo stop di Rania Fischer e visti due gol. Attenzione, pallone velenoso, controllato bene da Clara Holzer che si fa trovare pronta. Lungo il rinvio di Clara Holzer, la palla rimane lì, non se ne accorge Michela Marchesin che poi si va a scontrare con Sofia Dal Lago che riesce a controllare questo pallone. Emma Trevisan, senza recupero finisce il primo tempo, nonostante 2 gol e nonostante l'infortunio di Rania Fischer. Finisce arrivati ai 40 minuti la prima frazione di gara, punteggio di 1-1 al gol di Zipperle su calcio di rigore. Ha risposto il gol di Matilde De Muri, il gran gol di Matilde De Muri. Ce l'aveva sul destro, se l'è spostata sul sinistro, è incrociata all'angolino, lì dove il portiere non poteva arrivare. Ci risentiamo per la ripresa.
Siamo tornati in diretta. Sta per ripartire. Sfida fra Bolzano e Veneto, femminile under 23. Entrambe hanno cercato di portarsi in avanti, quindi mi sa che ne vedremo delle belle in questa ripresa. La palla per Guizzo, allontanata da Moio, entrata nella ripresa, così come è entrata Leonie Rieder. La palla dentro, si prende l'angolo Eliana Tollardo. La palla dentro, intornata di Matilde De Muri, la parata di Clara Holzer. La rimessa laterale. Eliana Tollardo, Trevisan, cercare la velocità di Martinuzzi, arginata bene da Clocker. Rania Fischer e Jana Zipperle a formare il duo offensivo del Bolzano per questo secondo tempo di una gara in questo primo tempo molto divertente. Aspettiamo un secondo tempo anche migliore. Attenzione adesso, perché è partita Matilde De Muri, era in fuorigioco. Il guardalinea ha alzato la bandierina proprio sul più bello, quando sembrava essere pronta a calciare in porta, anche se poi la conclusione era uscita. Fontana, lungo il rinvio, c'era Rania Fischer a disturbarla. Attenzione perché è partita Anna Martinuzzi, cerca il passaggio dentro per Eliana Tollardo, perfetto lo stop, se la porta sul sinistro, ancora Martinuzzi, Emma Trevisan, Sofia Dallago, Michela Marchesin, il traversone dentro allontanato da Bauer, Sofia Dallago, la palla per Guizzo, la palla in mezzo, il gol di Matilde De Muri, anzi di Eliana Tollardo, e rimonta completata da parte del Veneto. Al quarto minuto della ripresa il numero 19 la mette dentro, anticipa l'uscita di Clara Holzer, che forse ha preso anche un colpo. E porta meritatamente in vantaggio la sua squadra. Sembra aver preso un colpo Clara Holzer, che adesso si prepara per rialzarsi. C'è un cambio intanto quando siamo al quinto minuto della ripresa. Esce Anna Martinuzzi, gran gara la sua, ha dimostrato tanta velocità, grande dinamismo. Al suo posto Veronica Perin.
Continua ad attaccare il Veneto che non si accontenta di un solo gol di vantaggio. Emma Trevisan scappa via, la palla dentro per Matilde De Muri. Bauer non ci sta. Trattenuta vistosa nei confronti di Elena Poli, che si prende un buon calcio di punizione per prendere secondi preziosi e custodire il vantaggio di un gol, anche se l'approccio in questo secondo tempo della formazione veneta sembra dire altro. Sembra quello di una squadra affamata di gol che non si accontenta di un solo gol di vantaggio. La palla dentro verso Linda Fant, che la tocca 2 volte, ha commesso fallo in precedenza sul capitano Bauer delle altoatesine. Holzer a battere. Lancio lungo verso Fischer. Bauer arriva prima di tutte. Trevisan. Elena Poli, bene, veloce Elena Poli. Si era addormentata tra l'altro l'avversaria. La palla dentro per Matilde De Muri. Se la porta sul destro. C'era nuovamente posizione di offside. Anche se stavolta abbiamo più di qualche dubbio dalla nostra postazione. Sembrava essere partita in posizione regolare. Il lancio lungo, rischia qualcosina qui, poi si addormenta Elena Poli. Attenzione perché è scappata via Rania Fischer, tentato di servirla alla compagna, ma la difesa fortunatamente ha capito tutto, ha capito come prendere le misure sul numero 5 avversario. Matilde De Muri con l'esterno piede per Eliana Tollardo, c'è Larga Guizzo, si prende un buon corner. Siller a disturbarla e a concedere questo calcio d'angolo per il Veneto quando siamo all'8° minuto di gioco. La palla in mezzo, rimane lì, attenzione Matilde De Muri, 2 volte Eliana Tollardo, poi sostiene di aver preso un colpo e l'arbitro fischia fallo in attacco. Al contrario, Eliana Tollardo protestava perché voleva un calcio di rigore. L'arbitro invece le ha fischiato fallo contro. Noi siamo al 9° minuto della ripresa. Lancio lungo di Clara Orzer a duellare a centrocampo, alla meglio Emma Trevisan. Eliana Tollardo stavolta controllo così. Buono invece quello di Emma Trevisan, che cerca la sovrapposizione della Guizzo. Bella la palla in mezzo, Clara Holzer così riuscita. Poi Elena Poli riesce a sventare il contropiede avversario, ma la squadra di Bolzano riesce nuovamente a riottenere il possesso. Linda Fant rischia qualcosa contro Rania Fischer. Anzi, Giorgia Sensi ci ha messo una pezza a Linda Fant. Sofia Moio avanti, sbilanciata da Linda Fant, che fa una grande cosa qui e poi si prende il rinvio. Consegna il pallone direttamente al proprio portiere Marica Fontana, mentre invece in panchina abbiamo Asia Bianchi, classe 2007, che con Nico Antoni ha fatto vedere grandi cose in questa stagione col Padova. La palla avanti, Rania Fischer stavolta anticipata. Emma Trevisan, Giorgia Sensi 2 volte, Emma Trevisan facendo una grande gara. Emma Trevisan davvero ottima gara, ha avuto anche un'occasione prima
però ha calciato in maniera non proprio irresistibile verso la porta difesa da Clara Holzer. Linda Fanta domestica questo pallone, lo manda in avanti, poi qui Eliana Tollardo prova a scambiare con Veronica Perin, appena entrata al posto di Anna Martinuzzi, ma le due non si intendono. Ancora rimessa laterale per la formazione veneta. Emma Trevisan per Elena Poli, ancora Emma Trevisan, ce l'ha sul destro. Attenzione perché è scappata via Eliana Tollardo, provato a servire Matilde De Muri, ma è stata ancora una volta anticipata dalla formazione bolzanina. Davvero un gran talento Emma Trevisan, forse la migliore in campo o giù di lì. In questi primi 51 minuti di partita, ne mancano ancora 29, attenzione adesso perché prova ad attaccare la formazione altoatesina, il pallone di Rania Fischer è lungo, finisce direttamente tra i piedi di Marica Fontana. Ma Trevisan, centrocampista giovanissima, classe 2004, militante in Serie C nel Treviso, 7 gol questa stagione, non un numero indifferente per un centrocampista. E poi è cresciuta nel vivaio del Cittadella e anche del Chievo Verona in Serie B. Dunque non la scopriamo oggi la qualità che vanta Emma Trevisan, oggi con la maglia numero 20, attenzione qui. Eccola proprio qui Emma Trevisan, ce l'ha sul sinistro, se la sposta sul destro, salta l'avversario, prova a saltarne un altro, Sofia Dallago raccoglie il pallone, Guizzo col sinistro. Tira dritto per dritto, qui il numero 11 non riesce ad angolare la sua conclusione e c'è un cambio. Pronto a entrare Sofia Pasquali, attaccante e militante nel Freedom. Entra al posto di Giorgia Sensi. Difensore militante del Freedom è cresciuto nelle giovanili del Brescia, va a piazzarsi accanto a Linda Fanta. Attenzione intanto a Eliana Tollardo che non ne ha, ancora tanto, e si prende un buon calcio d'angolo. La palla in mezzo di Michela Marchesin, poi Clara Holzer la fa sua dopo un tentativo di conclusione della formazione veneta. Moio si rifugia dal suo portiere. Guizzo qui disturbata, poi prende un colpo da Nora Bauer. Emma Trevisan è rimasta a terra la Guizzo. Trevisan, Sofia Dallago manda rimessa laterale, ha preso un colpo Alice Guizzo, probabilmente crampi. E c'è il cambio allora. Esce proprio Alice Guizzo, che non ha preso un colpo, come abbiamo detto in precedenza. Ma sente i sintomi della stanchezza dopo aver corso sulla fascia per tutti i 55 minuti.
Vediamo chi entrerà al suo posto. Entra Gaia Andolfatto, arringata dalle sue compagne. Centrocampista classe 2007 addirittura, militante nelle Dolomiti Bellunesi. Rania Fischer, far play, riconsegna il pallone alla formazione veneta, qui addirittura è Matrevisan, tenta il sombrero sull'avversaria, poi Sofia Dal Lago, dietro da Linda Fant, palla dentro, il difensore sembra averla praticamente passata a Veronica Perin, che col destro scodella in mezzo, non ci arriva per niente. Emma Trevisan che adesso va a lottare su questo pallone, lo riconquista praticamente. La palla però non esce. Sofia Dal Lago, servita a Sofia Pasquali, riconsegna il pallone, la compagna con la maglia numero 15. Cercata qui la sovrapposizione di Veronica Perin, che con esperienza sbilancia l'avversario e si prende la rimessa laterale. Siamo al 17° di gioco. Attenzione qui, il tiro col sinistro bloccato in due tempi da Clara Holzer. Ricordiamo che questo è il terzo impegno qui al Dino Liotta. Alle 17 invece si disputerà la gara tra le formazioni Under 19 delle squadre che stiamo commentando anche adesso, Bolzano e Veneto. Linda Fant, Elena Poli, dentro il pallone per Veronica Perin, col destro cerca di servire Matilde De Muri, il pallone è lungo, ci arriva Emma Trevisan che serve Sofia Dal Lago, ancora Emma Trevisan da Michela Marchesino, la palla in mezzo, il controllo di Eliana Tollardo che se la sposta sul destro. Buona l'idea, un po' meno l'esecuzione. Pronto a entrare Anna Irshara al posto di Mara Improta. Classe 2003 al posto di classe 2008. Quindi a differenza di età e di esperienza direi che è sostanziale. Fai uscire Matti, ci arriviamo, ci arriviamo. Ora, pian pianino, ti avvicini, pian pianino. Sì, nostra, ora. C'è la Marchesino di testa a riproporre in avanti verso Matilde De Muri. Bene, qui Elena Poli. Palla per Rania Fischer che corre sulla fascia. Rania Fischer poi fermata da Linda Fant. Che duello a cui stiamo assistendo, che duello tra Linda Fant e Rania Fischer. Siamo arrivati a metà ripresa. La palla dentro, il colpo di testa sulla linea qui, Linda Fant, poi Eliana Tollardo rischia spazzandola via, pallone sbatte addosso a una compagna, poi tenta di ripartire in contropiede ma prende un colpo Emma Trevisan, prova maiuscolo oggi da parte sua.
Nora Bauer disturbata da Matilde De Muri, che non si accontenta dell'unico gol di vantaggio. Si ferma un attimo, anche lei sta accusando tanta stanchezza. Un atleta con la maglia numero 8 bianca. Il lancio lungo a cercare Rania Fischer. Non è molto veloce Linda Fant, poi sbaglia l'aggancio e regala la rimessa laterale all'avversario. Il lancio lungo di Marica Fontana. Attenzione perché qui Emma Trevisan ha visto libera Matilde De Muri. La palla in mezzo. Clara Holzer arriva prima, poi atterrata in aria qui Emma Trevisan. Anzi Gaia Andolfatto. Poi la palla viene spazzata via. Direzione Rania Fischer. Attenzione al contropiede del Bolzano. C'era sul sinistro Rania Fischer. Immensa chiusura di Sofia Pasquali in calcio d'angolo, ma qui ha rischiato grosso la formazione veneta, che si è sbilanciata troppo nonostante sia già in vantaggio. Siamo al 23esimo della ripresa. Ha rischiato grosso qui la formazione veneta, che però se l'è cavata. Una chiusura provvidenziale di Sofia Pasquali. La palla in mezzo, allontanata, forse ha preso un colpo a volta, infatti l'arbitro costretto a fermare il gioco. Sofia Moio sembra essere rimasta a terra e non solo lei, anche una giocatrice del Veneto, vediamo chi. Mentre lo staff medico di entrambe le squadre. Tanto Sofia Pasquali si prende l'abbraccio delle compagne, che approfittano di questo momento di pausa per congratularsi per la grande chiusura di prima su Rania Fischer. Attenzione qui Rania Fischer è partita, la palla in mezzo che rimane lì, poi il rimpallo. Marica Fontana si salva in qualche modo la difesa veneta, poi Moio qui in preda ai dolori, sbaglia il controllo. Matilde De Muri è partita sulla faccia sinistra, scappa via la numero 8, si ferma un attimo, rischia di perdere palla. Emma Trevisan la perde definitivamente per colpa di Rania Fischer, la solita Rania Fischer, anzi per colpa di Leonie Rieder, la numero 15, non la numero 5. Veronica Perin tiene il pallone in campo, rischia qualcosa ma tiene il pallone in campo. Linda Fant, lungo ed Eliana Tollardo, che salta l'avversario, cerca di saltarne due,
Poi in qualche modo riesce a scaricare il pallone dalle parti di Andolfatto. Sfera spazzata via, Dal Lago recupera a centrocampo, evita l'arrivo di Fischer. La palla dentro, attenzione perché Liana Tollardo è completamente da sola. Eccesso forse di altruismo qui della numero 19, che era tutta da sola e ha preferito passarla a Matilde De Muri, che al contrario era invece marcata. Poi ha provato la girata, spalle alla porta, la numero 8, ma la sfera è stata raccolta agevolmente da Clara Holzer. Sofia Pasquali da Linda Fant. Rischia qualcosina qui Elena Poli, ma se la cava con una rimessa laterale. Pronta a entrare Elena Brigiotti, classe 2006. Vediamo di chi prenderà il posto. Di Eliana Tollardo, mi sa, del capitano Eliana Tollardo. Fascia di capitano va adesso ad Emma Trevisan, centrocampista, l'abbiamo detto prima, classe 2004. Ma di grande prospettiva, considerato che gioca in Serie C ad appena 20 anni, anzi 21 anni, appena compiuti. Ha già segnato 7 gol ed è cresciuta nel vivaio di Cittadella e Chievo Verona. Eccola proprio qui Emma Trevisan, che concede la rimessa laterale all'avversario. Moio, Fischer, ce l'ha sul sinistro, Sofia Dal Lago arriva in anticipo, Pasquali, Trevisan col sinistro, si prende la rimessa laterale, vista la scivolata di Moio. Fischer subisce il fallo di Linda Fant, conquista un buon calcio di punizione. Vero è che sta creando enorme densità nella tre quarti avversaria la formazione veneta, ma è anche vero che il risultato è ancora fermo sul 2-1, dunque basta un episodio per riaprirla. E ancora Matilde De Muri, che però viene anticipata dalla Bauer. Lascia il pallone a Emma Trevisan. Marchesin. Trevisan disturbata dall'avversaria, riesce a cavarsela saltandola una volta e cerca di saltarla anche la seconda, ma esagera qui. Palla viene spazzata via. Sofia Pasquali in avanti da Marchesin, Dal Lago. Poli in avanti verso De Muri. Tanto va a disturbare Rania Fischer. Non si capiscono qui le due giocatrici della formazione veneta. Andolfatto ha provato a premiare la sovrapposizione di Elena Poli, difensore classe 2006, militante nel Venezia, anch'essa in Serie C. La maggior parte provengono dalla Serie C, tra Sud Tirol, Venezia, Treviso. Ovviamente Vicenza, il Vicenza di Sofia Dal Lago e di Matilde De Muri.
La stessa Sofia Dal Lago che qui ha cercato di innescare Emma Trevisan, che prende il tunnel dell'avversaria. Rieder contro Dal Lago. Andolfatto. Brigiotti allarga dalle parti di Perin, che si prende la rimessa laterale. Gioco molto spezzettato. Squadre che abbiamo visto in campo oggi, tra Under 15 e Under 17 e anche femminile, raramente riescono a manovrare dal basso, anzi molto spesso si rifugiano in rimessa laterale per sventare gli attacchi degli avversari e tante volte costruiscono attraverso lanci lunghi provenienti dalla difesa e qualche volta riescono anche a creare pericoli nella tre quarti avversaria. Ma per il resto abbiamo visto soprattutto questo. Di Andolfatto per Elena Poli, che ne ha ancora, incredibile, col destro la palla in mezzo. Veronica Perin a raccogliere, poi la palla in mezzo, attenzione, perché c'era Elena Brigiotti tutta sola. Pasquali, Dal Lago, Marchesin. 7 minuti e mezzo al termine della gara. Matilde De Muri contro Bauer. Matilde De Muri va avanti, viene atterrata. L'arbitro dice che non c'è nulla. Vi ho visto una sfida molto corretta, ma si prende il lusso di protestare. Qui la formazione verde, e l'impressione nostra è che abbiano ragione. La palla in mezzo. Rimane poi in una terra di nessuno, ma Bolzano la fa sua. Poi qui Elena Poli viene buttata giù. Esce Matilde De Muri dopo una grande gara, condita anzi solamente da un gol. Conoscendo le sue qualità ce ne aspettavamo qualcuna in più, ma il gol, per quanto bello è stato, ce lo facciamo bastare. Al suo posto Marta Grossi andrà a occupare sicuramente la sua posizione sulla fascia sinistra. Come avrete potuto ben vedere, sia in questa che nelle partite precedenti, i numeri di maglia sono abbastanza diversi rispetto a quelli usuali nel calcio, che sia Serie A, che sia eccellenza, che sia promozione. Tant'è vero che il centravanti del Veneto in questo momento ha la maglia numero 3 e anche Rania Fischer, che è la giocatrice più pericolosa del Bolzano, ha la maglia numero 5. Calcio d'angolo per le atlete altoatesine, che qui hanno protestato per un presunto tocco con il braccio. La palla messa in mezzo, non ci arriva nessuno e poi Dal Lago a spazzarla via. Linda Fante rischia qualcosa. Rania Fischer chiusa da Sofia Dal Lago, poi rischia qualcosina numero 8 che si rifugia dietro al portiere. Va a correre Veronica Perin, inseguire il pallone, ma è arrivato prima l'estremo difensore avversario. Palla ancora una volta spazzata via.
Anche la Marchesin cerca di anticipare l'avversaria. Viene aiutata da Marta Grossi, appena entrata, chiamata in casa per la prima volta. Poi Moio lotta con Trevisan, che esce fuori, si prende il fallo. Che partita Emma Trevisan, che giocatrice soprattutto. Appena classe 2004, ma il futuro sembra abbastanza roseo. Per il mio migliore in campo tra le fila venete, insieme sicuramente a Matilde De Muri, per tutti i pericoli che ha creato e soprattutto per il gran gol che ha fatto, mandando al bar un difensore e incrociando all'angolino. Attenzione, qui la palla per Brigiotti, che non si coordina bene. Rania Fischer, atterrata da Sofia Pasquali. In effetti qui ci poteva stare la chiamata dell'arbitro, considerando che non è andata neanche vicina a toccare il pallone la numero 15 veneta. Direttore di gara però ha lasciato giocare. 3 minuti alla fine, più recupero. Il lancio lungo, attenzione, ha provato a girarsi Jana Zipperle, ma non era riuscita nell'intento. Marta Grossi prova a scappare via sulla fascia sinistra, la palla è uscita. Sofia Pasquali sicura e rimessa laterale. E attenzione adesso agli ultimi assalti della squadra bolzanina. Sta cercando in tutti i modi il gol del 2-1, del 2-2. Dopo essere passati in vantaggio al 6° minuto, infatti, sono state rimontate con la rete al 38° di Matilde De Muri e al 4° della ripresa di Eliana Tollardo. 2 reti sicuramente difficili da digerire, visto che per 37 minuti si sono ritrovate avanti, anzi per 31 minuti si sono ritrovate avanti, mezz'ora praticamente, quasi metà gara. Tanto è pronto per il cambio, formazione maglia azzurra. Qui Marchesin ne ha ancora e va a lottare contro l'avversaria. Si prende la rimessa laterale. Entra Niedermayer al posto di Ann Runter, che ricordiamo si è conquistata il calcio di rigore che ha sbloccato la partita, realizzato da Jana Zipperle. Rimessa laterale per il Veneto, che deve tentare di uscire dalla propria metà quarto, 3 quarti. Sofia Moio svirgola qui il pallone Emma Trevisan. La rimessa laterale e per la formazione bolzanina non ci stanno le atlete in maglia bianca, e poi ancora Sofia Pasquali a spazzare via. Sofia Moio prende un colpo, mi sa la palla in mezzo, Linda Fante, e poi ci prova addirittura al volo Anna Ilshara. La sfera però esce abbondantemente fuori.
Veronica Perin, cercata la sua velocità, si scontra con l'avversaria, che si prende la rimessa laterale. Bauer. Parte dal basso della formazione di Bolzano, c'è fallo di Emma Trevisan, che poi va a bisticciare con Sofia Moio, che voleva accelerare la battuta di questo calcio di punizione. Numero 20 contro il numero 20. Emma Trevisan fa una grandissima giocata, l'ennesima grandissima giocata della sua partita, e si prende la rimessa laterale quando siamo ormai alle battute finali di questa gara. Ha preso un colpo qui Gaia Andolfatto. Intanto attenzione, perché è scappata via sulla fascia destra Veronica Perin, che va a puntare l'avversaria, riesce a saltarla, poi la palla dietro, attenzione, il destro! E il gol di Elena Poli, meritatissimo per la gara che ha fatto. E il 3-1 del Veneto. La rete della numero 17 mette il sigillo e le atlete in maglia bianca possono ufficialmente portare a casa la vittoria, il bottino pieno. 3 punti meritatissimi per le ragazze guidate da Carlo Marinaro, che sarà sicuramente soddisfatto della prova delle sue ragazze. Non può che essere altrimenti. Sofia Moio. Sofia Lago qui a disturbare l'avversaria. La fan della palla rimane lì, Michela Marchesin spazza via. Clara Holzer. Emma Trevisan riconquista l'ennesimo pallone della sua maiuscola prova. Lotta con Sofia Moio, giganteggia Emma Trevisan in mezzo al campo e fa volare l'avversaria con la maglia numero 9, prendendosi anche la rimessa. Niedermayer da Auer, finisce qui. Il Veneto vince col punteggio di 3-1 al cospetto del Bolzano. La gara si era aperta al 6° minuto con la rete di Jana Zipperle, a risponderle alla fine del primo tempo al 38° Matilde De Muri, all'inizio della ripresa poi a completare la rimonta Eliana Tollardo. Pochi istanti fa, nei minuti di recupero, è arrivato il tris di Elena Poli, che ha chiuso definitivamente la gara. E la formazione veneta può tornare a casa con 3 punti, col bottino pieno. Vittoria meritata da parte delle ragazze di Carlo Marinaro, e noi ci vediamo tra 40 minuti per la gara Under 19 tra Bolzano e Veneto. Un saluto da Giovanni Indovina. Posto?